cominciamo a mettere dei paletti e dire vuoi aprire un'attività in centro storico? Primo posto qualità, quindi mi devi garantire che il bagno funziona, che ci sono gli spazi disponibili. Andiamo oltre gli aspetti urbanistici e inseriamo dei criteri di qualità. Criteri di qualità, così verrà limitato il numero dei bar nel centro storico di Bassano. Insomma, non tutti potranno aprire un locale, così però si finisce col mettere la museruola alla concorrenza e per i cittadini non se ne vede il vantaggio. In cambio, chi vuole investire, se non potrà farlo a Bassano, andrà da un'altra parte. Le regole di mercato sono altro, ma in questo caso a decidere sarà l'amministrazione, assieme ai residenti e ai baristi che hanno già un'attività. L'obiettivo? Arginare la grande ondata. C'è una nuova ondata che sta arrivando sempre di più, lo certificano i dati, di bar fracassoni con un'offerta di qualità molto bassa che aprono in pochissimo spazio, hanno molta gente che viene e un bagno ad esempio non è sufficiente. Loro possono aprire, però dopo abbiamo la gente che va a fare la pipì sui muri in centro storico. Ci va bene? No, dobbiamo riuscire a governare questa cosa. Giusto governare l'ondata, ma il cuore di Bassano ha anche bisogno di vita e non di essere sedato da leggi, regolette, lacci e lacciuoli che imbrigliano il libero mercato, un cavallo che da anni non galoppa più in Italia e che ha rinunciato anche ad andare al trotto. Così ormai il paese non può che andare alla velocità di un vecchio ronzino.